Va ora in onda la rassegna stampa. No, siete veramente esagerati. Oggi c'era addirittura fuori un gruppetto di fan fuori da Bellerio che faceva il tifo. Sammy, tutti pronti ad ascoltare la rassegna stampa perché oggi è una rassegna stampa festiva, no? È giovedì 17 luglio 2025, ma è festa per molti. No, non va bene. Siete assolutamente esagerati. Saluto certo i gruppi d'ascolto che si sono formati in questi mesi, perché Sammy Varin fa questa rassegna da ottobre dell'anno scorso. Prima la faceva il grandissimo Giulio Cainarca, che ora si è spostato intorno alle 10:30 la mattina con una nuovissima trasmissione. Beh, ragazzi, adesso gruppi d'ascolto per sentire cosa dirà Sammy Varin in questo giovedì con tutte le cose che sono accadute a Milano. Ma siete esagerati, perché ma vi rendete conto che in ogni zona di Milano praticamente si è compiuto un reato costruendo qualcosa, in ogni quartiere c'è qualcosa che non va. Che nessuno se n'è accorto, soprattutto questa è la cosa, neanche noi, tu dici, neanche noi, noi ce ne siamo accorti. Buongiorno, come va? Buongiorno, ho giocato a tennis ieri? Certo, qui c'è gente che gioca a tennis, che palle, ragazzi. Buongiorno, alle 7:32 minuti primi la voce di Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Buon mattino a chi ha già acceso la propria radiolina DAB, a quelli che non ci sentono più sul canale 252. Ricordate che purtroppo non siamo più in televisione, ma ci saranno novità. Buongiorno a chi si sta inventando altri metodi per sentire Radio Libertà, chi ha scaricato l'applicazione sul proprio cellulare. Chi non l'ha ancora fatto, ma ve l'ho detto, trovate un minutino, andate da Media World dove avete comprato il vostro cellulare, glielo pestate in mano alla commessa e gli chiedete: per favore mi scarica l'applicazione di questa radio che si chiama Radio Libertà. In 5 secondi te lo fa e puoi tranquillamente ascoltarci in qualunque posto del mondo, in qualunque momento tu voglia. Chiaro? Basta YouTube e Facebook. Questa rassegna stampa viene trasmessa anche sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, ragazzi. Ma quanto ce lo avete duro politicamente a quest'ora del mattino voi leghisti? Lo so, è una cosa reciproca. Sto già perdendo tempo, certo, c'è subito la vocina che mi scrive, lo sapete, c'è anche il WhatsApp 340 6709 659. Questo è il nostro cordone ombelicale per commentare qualunque notizia io dica, e voi potete scrivermi questo, codesto, quello che vi pare. 340 6709 659. Più tardi parleremo anche con dei politici, avremo anche il qui Europarlamento, perché pure sul fronte europeo oggi ci sono delle novità. Cosa facciamo? Saltelliamo da un quotidiano all'altro? Sì, dai, cominciamo con un po' di titoli, tanto per farvi divertire, perché c'è un certo sadismo, secondo me, in questa gente che ascolta la rassegna stampa di Sammy Varin. Cioè, da una parte ci facciamo del male perché c'è ancora attesa, non succede niente sul fronte regionale, ci sono queste cose, non succede niente, e quindi siamo un po' qua che diceva: ma quando è che decidono chi candidiamo qui, chi candidiamo là? Non sarà ora di decidere? Dall'altra parte ci sono le notizie che effettivamente meritano e quindi insomma bisogna darle, anche con una certa enfasi. Cominciamo prima dai siti per vedere se c'è stato qualche cambiamento durante. Ma che belle spadrillas, cavolo! Guarda la pubblicità, no? Cioè, io sono un po' retro. Le vecchie spadrillas anni 80 stanno tornando di moda. Dopo ti puzzano i piedi di brutto, perché se si bagnano queste veramente sono... Però ma che carine! Velasca, marca Velasca, sì, noi speriamo non siano fatte in Cina, ma aspetta e spera. Urbanistica, indagato anche Sala.
Già è una notizia, perché si diceva voci, gnignero, indagato anche Sala, il pressing di Catella, l'SMS di Boeri, ti do un warning, davano addirittura gli allarmi, queste segnalazioni importanti perché comandavano loro. La reazione di Sala, il sindaco di Milano, allucinante non informarmi, quindi lui non ne sapeva nulla. Milano, terremoto nell'urbanistica, anche il sindaco Giuseppe Sala ha indagato, chiesto l'arresto dell'immobiliarista Manfredi Catella, dell'assessore Giancarlo Tancredi, nelle carte le pressioni di Boeri, indagato sul primo cittadino. Cioè, capito che questi si sono rifatti loro la Milano degli ultimi 20 anni ed è venuta anche bene, forse. E poi se la sono comprata gli arabi, e che cavolo, adesso, cioè, o dichiariamo guerra alla Russia in modo che radiamo al suolo tutto quanto, no? Oppure cosa facciamo? In ogni quartiere c'è un pezzo di Milano costruito male che non bisognava farlo perché alla fine non si sono chiesti i permessi, non si sono pagate le tasse. È tutto magna magna, lo abbiamo capito, è tutto magna magna. È la trasmissione che faccio il mercoledì a mezzogiorno, alla fine c'è un buon motivo o no? E certo. Commentate ragazzi, approfittate della possibilità di dire la vostra inviando un messaggio WhatsApp al 340 6709 659. Il giornalone è in vacanza oggi, vabbè, ci collegheremo più tardi. Partiamo, da dove partiamo? Io partirei da Repubblica, che ne dite? Tanto per, vediamo un attimino come mette in pagina la notizia il quotidiano Repubblica. Inchiesta sul modello Milano, che un po' di anni fa dicevamo modello Riace, che era anche un sistema Riace, poi si è scoperto che assolutamente no, anzi andava tutto bene. Ulteriormente dopo si è scoperto che invece era un magna magna e infatti il sindaco di Riace, Lucano, è decaduto amaramente come l'amaro, però è rimasto europarlamentare. Inchiesta sul modello Milano, apre oggi il quotidiano Repubblica. Corruzione e conflitto di interessi tra politica e costruttori. La procura chiede 6 arresti per i piani urbanistici. Sotto accusa il re del mattone Catella e l'assessore Tancredi. Indagato Sala, non mi riconosco nella lettura dei PM, che è un modo molto elegante per dire che cazzo c'è scritto qua. L'urbanistica è sotto accusa a Milano, la procura chiede 6 arresti, tra i quali domiciliari per l'assessore alla rigenerazione urbana del comune, l'hanno rigenerata bene questa cosa, Giancarlo Tancredi, e per l'imprenditore Manfredi Catella. Perquisizione a Palazzo Marino e dall'architetto Stefano Boeri. Ti immagini cosa avrà detto? Oh mamma mia, venite a fare una perquisizione in casa mia. Per i PM si scherza, Boeri, sono cose che succedono. Sai quante volte ci hanno perquisito qui in Bellerio, ragazzi? Mi ricordo come fosse ieri che io ero in diretta a Radio Padania e c'erano i magistrati sopra che andavano avanti e indietro, poi sono scesi giù, mi ha chiesto a lei chi è, io sono Sammy Varin, ho fatto vedere le tasche vuote, ho fatto vedere le pezze al culo e se ne sono andati. Mi è venuto anche l'accento romanesco. Dio mio, come sei caduto in basso, Sammy Varin. Ok, stavamo dicendo... per i PM si tratta di incontrollata espansione edilizia, un piano territoriale ombra per incarichi e coperture. Indagato anche il sindaco Giuseppe Sala, il comune non si riconosce nella lettura che viene riportata, Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle chiedono le sue dimissioni. Ecco, qui diciamo un po' meno, nel senso la Lega ha avuto una reazione tutto sommato gentile, una Lega gentile, devo dire, verso Sala e verso tutto questo magna magna, dicendo adesso vogliamo sapere la verità, soprattutto ha detto la Sardone, e sta cosa che Sala non sapeva niente, io non c'ero, non sono stato, se c'ero dormivo, eccetera. Magari sapere qualcosa di più,
anche perché noi ci abbiamo provato poi a difendere tutto quello che è avvenuto a Milano già da un po' di mesi, che c'erano le inchieste, cercavamo di fare il salva Milano, certo non pensavamo che ci fosse sotto tutto questo magna magna, poi abbiamo visto che la quadra non si trovava e abbiamo detto vabbè, fatto sta insomma che bisognerà tirar giù tutti questi grattacieli, sì, anche quello con tutte le piante, tutto, radiamo al suolo, sto scherzando, ci mancherebbe, anche perché c'è qualcuno che li abita e paga profumatamente. Siamo sul quotidiano Repubblica, voi intanto commentate ragazzi, ho bisogno di voi questa mattina perché devo capire da che parte stare, cioè se devo fare il cattivo con Sala e con quello che è successo a Milano o se invece giustamente come dice la Lega aspettiamo un attimino, vediamo subito dimissioni di Sala, che non sarebbe malissimo ragazzi, commissariamo Milano. Poi si va ad elezioni, abbiamo bella gente che potrebbe governare Milano, c'è Lupi, chiaramente Lupi è uno dei personaggi migliori per governare Milano, non vogliamo Lupi, vorremmo qualcun altro. Sto pensando poi giustamente, poi io li vedo già lì schierati e uno più simpatico dell'altro, pronti a tranne quelli della Lega che oltre a essere simpatici sono anche bravi. Chi candidiamo a Milano? Dai, forza. 34067096559. Vi va bene Lupi? Io intanto vi porto all'interno, non oso neanche prendere in mano la situazione accaduta a Milano perché vi tengo anche un po' così in attesa e vado a pagina 18 di Repubblica perché ieri era l'uomo del giorno, sto parlando di De Luca chiaramente che ha detto no ma facciamolo lo stesso il concerto eccetera, a pagina 18 in effetti sarà così. Caso Gergev, il concerto si farà. Regalo alla musica, non allo zar. La famosa esibizione del maestro Filo Putin, e ieri c'era un casino su tutte le pagine. Noi di Radio Libertà abbiamo proclamato De Luca l'uomo del giorno, lo abbiamo applaudito, il nostro direttore lo ha proposto, ha detto ma no, ma facciamolo suonare sto Gerge, che cavolo, è cultura, è musica. Bene, l'esibizione del maestro Filo Putin è stata confermata a Caserta nonostante le polemiche. Previsto un cachet di 25.000 euro, che è anche pochino, e scontro sull'utilizzo dei fondi di coesione, ma sappiamo che giù al sud è un magna magna anche su questo fronte, possibilissimo, lo usano soldi per fare feste, sagre, si balla ogni sera al sud ragazzi, qui al nord per avere una festa di piazza gratuita una ogni morte di papa, adesso giustamente ora che muore questo poi gli auguriamo lunga vita, al sud ogni sera si balla e si canta, che uno dice ma dove li vanno a prendere spostano i vari fondi di coesione eccetera, ma va bene, si può fare, sono solo un po' invidioso. Fatto sta, eccolo qua il direttore di orchestra Valeri Gergev, 72 anni, il 27 luglio sarà maestro a Napoli, maestro d'orchestra, tutti naturalmente. Voi filoputiniani con la maglietta con su Putin, tutti ad ascoltarlo. Dai che sto un po' scherzando, no? E sono questi i problemi della vita. Ma voi stemmenate ce le tiriamo dietro ancora appena scoppiata la guerra, vi ricordate il casino? Vado ancora su Repubblica perché ci sono altre notizie minimaliste magari che uno dice cosa vuoi davanti a questa cosa di Milano, queste sono cazzate. No, guarda qua, Stellantis ferma i furgoni a idrogeno, la frase è virgolettata, non c'è mercato. Capisci che il magna magna ma quante volte l'abbiamo detto, il futuro è il nucleare e l'idrogeno.
e non ce lo fanno passare. Non ce lo fanno passare, signori. Stellantis dice addio al programma di sviluppo della tecnologia a celle a combustibile a idrogeno. Uno stop dettato dal fatto che tra costi proibitivi e infrastrutture e incentivi pubblici inesistenti, i veicoli commerciali non hanno mercato. E anche quegli altri. E poi, quanti sono i distributori a idrogeno in Italia? Lo volete sapere? Lo dico, non lo dico, lo dico, non lo dico, non lo dico, non lo dico neanche. Se ne contano tre distributori di idrogeno. Uno a Bolzano, che insomma si sta anche benino, si vive bene, facciamo un giretto fino a Bolzano e ci facciamo il pieno. L'altro a Mestre, giustamente, a parte le bande di immigrati che ti picchiano e ti violentano, però se riesci a evitarle ci sta, è stato inaugurato da poco. E poi a Carugate, signori, alle porte di Milano, ma allora siamo a cavallo, se si alza lo sguardo a livello europeo sono 272 gli impianti, per la maggior parte tra Germania, Francia e Paesi Bassi, numeri che fanno capire quanto la rete a idrogeno sia inesistente, tanto che le vendite di mezzi Stellantis sono calate, e io aggiungo non soltanto quelle a idrogeno. Siamo veramente ridottissimi, malissimi. Fatto sta, insomma, che si ferma, non c'è mercato, basta idrogeno da Stellantis, e forse è il caso magari di rompere un po' le palline a livello nazionale e internazionale su questo fronte. Ricordo che c'è qualche ascoltatore di questa radio che l'impianto a idrogeno se l'è fatto sulla propria macchina e voleva farlo anche sulla mia, un po' di anni fa a Pontida, mi ricordo benissimo. Pagina 18, signori, sì, vi sto menando via rispetto alla notizia del giorno, ma è la bravura del Semmi Varinura che riesce a mettervi sul tavolo altre problematiche, perché la nostra è una radio di controinformazione. Se volete sentire solo quello che è successo a Milano, ma girate su Radio Popolare e capirete che la colpa è della Lega. Certo, sicuramente la colpa fin dai tempi di Formentini. Dai, non spariamo cazzate. Si scherza. Pagina 18. Altro argomento che viene lanciato questa volta dal quotidiano La Stampa, signori. Sono passato senza dirvi niente sul quotidiano La Stampa. Perché? Perché Flavia Amabile prosegue un fil rouge proprio nel senso di rosso, comunista, di certi ragazzetti che rifiutano questa maturità, ma soprattutto rifiutano questo governo. A pagina 18 della Stampa si titola "Il gran rifiuto di Pietro". Parla il maturando del liceo romano che si è ribellato con una lettera a Valditara. "Ho preso 83, ma voglio 60. Sistema alienante, a rischio il benessere mentale". Bravo, bravo Pietro Marconcini, 19 anni, dopo aver terminato il ciclo di studi al liceo scientifico Plinio Signore di Roma, ha scritto una lunga lettera di protesta indirizzata al ministro Valditara. Ma lui l'esame l'ha fatto, signori. L'ha fatto. La maturità è terminata, ma la protesta degli studenti continua a assumere forme diverse, più difficili da archiviare come incapacità di affrontare una prova e da cancellare con un tratto di penna nella riforma che arriverà. Il primo è stato Gianmaria Favaretto, studente del liceo Fermi di Padova. All'inizio di luglio è entrato in aula e la commissione ha detto: "Grazie di tutto, ma io questo colloquio non lo voglio sostenere, arrivederci". Aveva ottimi voti, è stato promosso lo stesso e ha spiegato di essere contro il sistema di valutazione, contro la competizione esasperata presente nelle scuole. Poi sono arrivati gli altri, anche loro scena muta, promossi ma sulle barricate. La risposta del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara è stata una condanna senza appello. Gli accusati di prendere in giro compagni insegnanti, di avere paura delle prove, e ha annunciato che dal prossimo anno l'esame cambierà e questo tipo di protesta non sarà più possibile. Siamo sul quotidiano La Stampa, signori, vi avviso. Da ieri la protesta ha assunto una forma nuova. Sì, perché anche dai giornali di sinistra, bada bene, è arrivato un pensierino dicendo: "Ma non è che sta facendo cazzate questi compagni che sbagliano,
Da ieri la protesta, e qualcuno gliel'ha suggerito, ha assunto una forma nuova. Eccolo qua, Pietro Marconcini, 19 anni, dopo aver terminato il liceo di studi al liceo scientifico, ha scritto una lunga lettera al ministro Valditara. Ti immagini Valditara che prende in mano sto foglione gigantesco e dice: oh mamma mia, che roba lunghissima, eccetera, che si conclude così. Attenzione al finale della lunga lettera di questo ragazzo di 19 anni che ha chiesto che gli si fosse abbassato il voto per tutte le lacrime versate, per tutte le crisi nervose avute, per tutte le prese in giro, le critiche subite a causa di un sistema scolastico alienante e cieco, per tutti i sorrisi che ci sono stati sottratti, ministro, io le chiedo di ridurre il mio voto attribuito al termine dell'esame di Stato a 60 su 100. Secondo me alla fine è meglio così, perché comunque l'orale l'ha fatto. Chiaro che, signori, fare tutto sto gnignero, ma questa è la vita, ragazzi, ma questa è la vita. Ma adesso esci dal liceo. Oh Pietro, ma non pensare che vada meglio. In ogni... Guarda, io lo sto guardando in questo momento, il nostro regista Simone, ma è alienatissimo, sembri veramente un alieno. Dove cazzo sei stato stanotte? Cioè, ha fatto la guerra, e no... Eppure è qui, si è presentato al lavoro, sta lavorando, giustamente, puzza un attimino perché non si è lavato, dai, non so più veramente che cazzate sparare stamattina, Semivarina, cioè, torna a parlare di Beppe Sala, stai esagerando, nel senso che ognuno di noi deve affrontare la vita comunque, certo, quando ci sono cose che non reputiamo giuste, le segnaliamo. C'è una radio. Cucù, ciao, io sono una radio. Puoi scrivermi al 3406709659 e dirci quello che non va nella tua vita. Avete problemi d'amore, affari, lavoro? Mago Professor Varin. Il Mago Professor Varin vi può aiutare. Vi faccio le carte, vi spiego il vostro futuro. Sono meglio di Deborah Bellotti. No, la signora delle stelle è inarrivabile. Vabbè, basta, ok? Però vi ho detto una cosa che non sapevate, anche la sinistra della stampa ha capito che era una cazzata fare scena muta alla maturità, anche perché poi questi restano lì un altro anno, dall'anno prossimo li bocciano e quindi giustamente insomma vanno avanti a rompere le palle per un altro anno. Sempre sulla stampa un mondiale di maghi, apparizioni, sparizioni, qui siamo più sull'argomento, robe che interessano al Simone, perché anche lui ogni tanto fa l'illusionista, ci illude che ci sia un ospite in onda e invece non c'è, succede questa cosa. A Torino, no, ti interessa questo argomento, la sfida internazionale dedicata agli illusionisti e ai prestigiatori, boom di pubblico, sappiamo che il trucco c'è, ma così torniamo bambini, un po' come l'inchiesta di Milano, no? Sapevamo tutti che c'era qualcosa che non funzionava, ma dicevamo ma che bello il grattacielo con tutto il verde sopra, e ci siamo anche andati ad abitare. Io non ho mai capito se ci sono le formiche in questi posti o no, con tutta questa erba che cresce. Qualcuno mi sa dire, se ne parla, pagina 19, a questo bellissimo successo torinese della sfida dedicata agli illusionisti e ai prestigiatori. Tra parentesi, a pagina 27 c'è anche Damiano David. Bisogna stare da soli per crescere. I Maneskin sono un futuro possibile. Lo sapete che Damiano, leader dei Maneskin, si è messo a cantare da solo, nel senso che canta sotto la doccia. No, canta ma fa un fracco di successo. Adesso ha fatto un album, verrà a cantare a ottobre a Milano e certamente siamo un po' tutti curiosi di sapere, ma rientra con i Maneskin oppure no, anche perché sono degli altri gruppi molto bravi che non vedono l'ora che lui non torni perché stanno andando alla grande. Dai, cambio, dove vado? Vado 7:53, faccio in tempo a leggere i bacchettoni, bravi quelli di Avvenire, che continuano sul Medio Oriente, altro blitz di Israele. Lo dicono proprio, altro blitz di Israele. Tel Aviv bombarda Damasco come risposta all'uccisione dei drusi nella città di Sueda, calpestati o soffocati dai gas irritanti. Un'altra strage del pane fa 20 vittime a Gaza. Questa è l'apertura del quotidiano
Avvenire, ma un po' più in basso trema la Milano dei grattacieli, così lo mette in pagina Avvenire. Fra gli indagati pure l'archistar Boeri. Stiamo attuando un piano ombra, diceva, chieste le dimissioni di Sala. Che ne dite voi? Lo facciamo dimettere sto Sala? Facciamo una manifestazione sotto casa sua, Sala dimettiti? Oppure siamo un po' meno giustizialisti, aspettiamo un attimo, eccetera. Anche perché la potremmo prendere noi adesso in mano Milano e c'è anche una bella gatta da pelare, una bella patata bollente, come volete che ve lo dica. 6 richieste di arresto per corruzione, tra cui l'assessore Tancredi e il costruttore Catella. Chiaro che il magna magna se lo sono fatto soprattutto loro, ma prima c'era la Moratti e qualcuno dice che anche ai tempi della Moratti la situazione non era diversa. Fatto sta che molliamo il quotidiano dei vescovi, giriamo sul Corriere. La versione cartacea del Corriere apre con urbanistica, inchiesta shock a Milano. Perquisizioni a Palazzo Marino, il primo cittadino, il comune non si riconosce nella lettura dei PM, ma devo iniziare a dirlo così anch'io. Non mi riconosco in questa descrizione che mi hai fatto. Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle si dimetta. Quindi ci siamo anche noi, chiediamo anche noi le dimissioni. Chiesto l'arresto per l'immobiliarista Catella e un assessore, indagato il sindaco. Allucinante, sono gli allucinogeni. Attenzione, oggi sul quotidiano Il Corriere c'è l'intervista a Nordio, ministro della giustizia, che commenta simpaticamente: senza la mia riforma sarebbero in cella, tutti questi dell'indagine a Milano. Senza la sua riforma i 6 indagati a Milano, che saranno presto interrogati da GIP, non avrebbero evitato il carcere. Nordio, che cosa ne pensa il PD? Soprattutto della sua riforma è quella di cui abbiamo parlato ieri. Effettivamente c'è la possibilità di cominciare a svuotare queste carceri. Naturalmente non le svuotiamo da quelli che si sono macchiati di reati gravi, quelli già escono con permessi premio, ma molta gente che magari gli manca poco, che non hanno ammazzato nessuno, ma hanno spacciato un po' così, chi vuoi che non spacci oggigiorno? Anche noi spacciamo gadget di Radio Libertà. A proposito, tenetevi liberi, guarda come vi porta via Sammy Varin su un altro argomento. Tenetevi liberi il 21 di settembre, la grande Pontida nazionale della Lega. Siamo sul Sacro Pratone domenica 21 settembre con lo stand di Radio Libertà e altre decine di stand da tutta Italia. E se volete conoscere Sammy Varin, perché ascoltate la mia rassegna stampa, non sapete neanche chi sono, ma pensate che dica cose non intelligenti assolutamente, no, io leggo i giornali e quindi magari vi faccio passare qualche mezz'ora un po' più simpatica rispetto agli altri canali. Mi ascoltate su YouTube il pomeriggio, la sera prima di dormire e dico delle cose insomma che altri non dicono. Beh, vi aspetto domenica 21 settembre sul Sacro Pratone di Pontida dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio. C'è lo stand di Radio Libertà con dei gadget bellissimi da portarvi a casa come ricordo, anche il portachiavi con l'effigie di Sammy Varin già praticamente esaurito, me lo state prenotando a go, ed è una bella idea anche e soprattutto aiutare questa radio che si chiama Radio Libertà e che, forse non lo sapete, vive con le pezze al culo. Dici, è un modo molto diretto, no? E vabbè, anche Sala ha detto non mi riconosco, e io dico non riconosco le mie pezze al culo, ma ci sono comunque, qualcuno ce le ha messe. Von der Leyen scontenta tutti sul bilancio UE, il no di Berlino. Attenzione, oggi alle ore 11 avremo Alessandro Giglio Vigna, presidente della Commissione Affari UE, e con lui parleremo anche di questa Europa, cosa bolle in pentola. Gli agricoltori protestano, von der Leyen scontenta tutti sul bilancio UE, il no di Berlino. C'è arrivato anche il Corrierino, perché da un po' di giorni che questa notizia svolazza dai quotidiani, ma nessuno aveva coraggio alla fine, se l'ha messo il Corriere vuol dire che forse bisogna ammetterlo. Il nuovo bilancio pluriennale di von der Leyen delude il Parlamento UE, il Comitato
Stato delle regioni e gli stati. Siamo tutti delusi, compreso tu, fumatore all'ascolto, che presto avrai le tue sigarette tassate di brutto. A proposito, non si è più saputo nulla sul divieto di fumo nelle città e anche sulle spiagge. Ma è vero, non si può fumare sulla spiaggia, no? C'è questo nuovo divieto. Uno deve andare in mezzo al mar, nuotare, intanto fumare, no? Non si è più saputo niente. Allora, le cose sono due: o non gliene fotte un cazzo a nessuno e la gente va avanti a fumarne tranquillamente, eccetera, oppure i colleghi giornalisti professionisti o course hanno altro a cui pensare. Ho lanciato l'idea, domani ne parla subito il Fatto Quotidiano. Ci fermiamo, c'è la pausa delle 8, ogni mezz'ora io mando un artista indipendente sconosciuto ai più, ma di altissima qualità. Sono certo che applaudirete anche oggi, perché arriva Anna Panzanelli. And aren't that dream I dream each night? You say you love me and you hold me tight, but when I awake and you're out of sight, oh darling, and aren't that dream? And aren't your lips, and aren't those eyes that lift me high, high, high above the moonless skies? Then I tumble out of paradise, oh darling, and aren't that dream? And aren't the one track mind of mine? It can understand that you don't care, and just you changed the mood I'm in a welcome nice old nightmare. And aren't that dream unless it do? Without that dream I never would have you, but it owns me and it won't come true, oh darling, and that dream. Allora, questa è una chicca veramente introvabile che unisce il presente, il passato, il futuro. Lei si chiama Anna Panzanelli, fa generi musicali splendidi e difficilissimi da trovare in giro. Questo pezzo, Darn That Dream, l'ha suonato con il Fender Rhodes, un particolare pianoforte elettrico che ci crea delle atmosfere veramente da favola, da fiaba. Dopo Londra, città di Castello, domani e dopodomani l'Umbria Jazz Jam Session all'Osteria Cardinali di Perugia, il 24 sempre di luglio a Umbertide, l'8 agosto a Monte Castello di Vibio, sempre in provincia di Perugia. Se amate questo genere di musica molto raffinato che ci dà ancora speranza dal punto di vista musicale, poi lei non è neanche filoputiniana, capite? Anna Panzanelli con il Fender Rhodes, lo potete trovare anche su YouTube questo pezzo, Done That Dream.
per malware, ok. Ci sono dei disturbi in radio, come al solito, sono i comunisti che cercano di entrare in antenna, ma noi li respingiamo. Il buon mattino da Sammy Varin, certo, siamo in rassegna stampa, tra virgolette, in realtà è una grande baggianata che cerchiamo naturalmente di portare avanti con un sorriso, perché succedono cose gravi. Se abitate a Milano, sicuramente la vostra casa è stata eretta senza i dovuti permessi. E Simone, facci un pensierino anche tu. Capiamo un attimo se può restare su, capiamo bene se dovrete pagare qualcosa, perché magari qualcuno che l'ha tirata su non ha pagato. Grazie per le informazioni, vi auguro un buon proseguimento e tanti saluti. Questo probabilmente si è rotto le palle e se n'è andato. Vabbè, mica tutti sono soddisfatti, signori. Soddisfatti o rimborsati, Io vi ridò le 5 euro che avete donato a Radio Libertà un mese fa se non siete soddisfatti della mia rassegna stampa. Questo non l'avevo mai detto. È una nuova. A Milano candidate Re Giorgio chi? Caro Sammy, in merito al caso D'Urso vorrei dire la mia, ovvero la signora ucraina con la scorta, che ha fatto benissimo andare via dalla fila il più presto possibile, perché essendo un bersaglio, se succedesse qualcosa anche le persone intorno sarebbero state messe in pericolo. Pertanto prima la signora andava via, prima finiva il pericolo per tutti. Mi sono spiegato, bravo Enzo, ex il casino perché ha saltato la fila, la sciura, signore. Lupi sponsorizzato dalla Rolex, non vede l'ora, dice Walter, malpensante. Ciao Sammy, i miei amici sardi, quando il raccolto viene attaccato per esempio dalle cornacchie, ne appendono alcune per le zampe, ma che cattivi, in modo che vengano viste dalle altre che stanno lontane. Perché non appendiamo qualche ospite per i piedi? Ci ha già pensato qualcun altro, dai, Walter. Ma insomma, ma che gente, prendo le distanze assolutamente. Dottor Varin, sono contento che stia bene, ma che noia le sue prosopopee. Questo mi scriveva anche mesi fa, era quello che sì ha fatto il rito voodoo perché io morissi all'ospedale, non sono morto, e invece scherzo, dai, però no, era un mio famoso detrattore. I lupi sono predatori, eviterei. A proposito del candidato sindaco di Milano, perché sai, chiaramente noi siamo qua, ma no, ma dai, no, forse non bisogna esagerare, che Sala ci spieghi, eccetera. Ma quando si dimette? No, perché ci sembra che siano accadute delle cosettine. Milano si conferma all'avanguardia di tendenza, di politiche e vicende sociali. Guarda che interessante questa meditazione. Qui è nata l'illuminazione pubblica con Edison, il fascismo, Mani Pulite, che ha poi travolto il paese intero, e adesso Palazzopoli, che travolgerà ancora tutta Italia, ne sono certo. Interessante meditazione di Gianluca. Insomma, Milano è troppo avanti, prima la Milano da bere, adesso una Milano magna, signori. Aspetto un collega giornalista professionista. Te lo presto il magna tranquillamente, la Milano magna, e che poi scopriamo che Milano è solo la punta dell'iceberg, perché tutti gli altri cercano di copiare Milano, ma insomma non hanno mica uno Stefano Boeri così. Spero tu abbia ascoltato Cambi ieri, quindi facciamo i seri che siamo nella merda. Marco, Marco, punto. PS, smettila di leggere Corriere Repubblica, che di balle ne girano abbastanza senza che li amplifichi anche in radio. No, non è vero, perché non vi ho letto delle balle, ho letto delle cose diverse da quello che scrivono altri giornali, ok? Allora, il mantra che quando Sala non sa che cazzo fare ti apre un cantiere è realtà, è stato coniato nel tempo, dato che ogni 2x3 la viabilità a Milano viene ribaltata dai continui cantieri aperti da un giorno all'altro. Vero, Marco da Milano, vero, e soprattutto ricordiamo anche i tantissimi divieti che ci sono a Milano. Se non tiriamo fuori il divieto di fumare la sigaretta alla fermata del tram, che appunto stendiamo un velo pietoso, però non se ne
ne parla più, probabilmente tutti lo rispettano, ma pensate ai divieti di entrare con questa, con quell'altra macchina, con quella che consuma così, con quella che fa, cioè di vedere quanto smog produce. Oh signor piange, le telecamere ovunque, ma non c'è mai nessuno che gli fa vedere il sedere alla telecamera come in Grease, no, non c'è. Buongiorno Sammy, a questi 4 comunistucci che chiaramente prendiamo le distanze. Ah, non sono quelli di Milano, no, stiamo parlando dell'esame di maturità, allora non prendo le distanze, che boicottano l'orale di maturità, questi 4 comunistucci, che abbiamo visto che molti sono militanti di sinistra, lo riconoscono poi, andranno questo sabato a Monza a gridare via via la polizia. Sai che c'è il convegno per abolire la polizia dalla sinistra, e io sinceramente sono molto 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 indeciso se andarci vestito da poliziotto. Chiaramente dovrebbe essere consegnato a questi un diploma speciale che ti permette solo di andare a lavorare in fabbrica o nei campi, niente possibilità di concorsi o accesso universitario. Se vuoi, ripeto l'anno, rifai l'esame per intero, non serve molto e vedi come filano dritti sti bambocci. Bravo Fabio, interessante. I ragazzini che si sono rifiutati di sostenere gli orali saranno forse educati, tra virgolette, dai grandi che pretendono all'università il 6 politico? Alberto da Pordenone. Ma abbiamo visto delle proteste anche, sai, per quelli che dovevano fare un'ora di treno per arrivare in università, e uno dice vabbè, ma che cacchio, anche Sammy Varin, io mi sparo 40 chilometri all'andata e 40 di ritorno per essere qui da voi ogni giorno in rassegna stampa. Cioè, capite che cosa non faccio per voi? Sentitevi in colpa, voglio anch'io la tendina, mi metto lì nel parcheggio di via Bellerio. Santa polenta. Sì, adesso stiamo pensando anche alla polenta tra i gadget di Pontida, signori. Il Marco Grimoldi porterà anche un pentolone da far firmare a tutti i dirigenti di Radio Libertà. Ma sei sicuro, Marco, che lo firmano sto pentolone? Ma che dai, vado avanti. Ok, sì, no, so che mi sto menando via. Allora, ritorno sul Corriere, ma non pensate che io voglia, no, perché oggi il Corriere intervista il ministro Nordio. A proposito di quello che è successo a Milano, Virginia Piccolillo lo intervista e lui dice: evitano la cella grazie a me. Che cosa ne pensa il PD? Ecco come ridurrò i detenuti. E questo è un argomento importante, hanno piagnucolato in tantissimi, giustamente, in questi mesi. Il collega Alessandro Trocino, che veniva in radio con me negli anni '80, ci ha fatto pure un libro, e in molti si sono suicidati in carcere. Bisogna far qualcosa. Ecco come ridurrò i detenuti, dice Carlo Nordio in questa intervista quest'oggi sul Corriere. Il ministro: possibili misure alternative per 10.000, più toghe per valutarle. E anche questo non è male. Con la mia riforma a Milano oggi hanno tutti evitato il carcere. Vorrei sapere cosa ne pensa il PD. Il ministro della giustizia Nordio parte dall'operazione anticorruzione sull'urbanistica milanese per parlare delle carceri e annunciare le nuove misure in arrivo a breve. Rivendica la sua norma sull'arresto posticipato all'interrogatorio, non coglie l'invito a ritirare la legge Salva Milano. Le leggi non vanno presentate o ritirate sulla base di ciò che suscita l'emotività. E sulla corruzione dice: nel merito non so se ci sia o no, le leggi ci sono, ma è illusorio pensare che possano fermare un fenomeno che c'è dai tempi di Cicerone. Sul sovraffollamento carcerario, prima il presidente Mattarella, ora i parlamentari chiedono quando si tornerà alla legalità costituzionale. Abbiamo sempre ascoltato con attenzione e riverenza gli appelli del presidente, dice Nordio, cercato di darvi una risposta che coniugasse certezza del diritto e diritti dell'umanità. Stiamo raggiungendo i primi obiettivi, cominciando con i detenuti che possono usufruire di misure alternative. Cosa si farà e quando? Prima quello che non si farà, né indulto né liberazione anticipata, ok? Sgombriamo il campo. Se motivati da ridurre il sovraffollamento, non solo costituiscono una manifestazione di debolezza sullo Stato addirittura di resa, ma sono anche inutili. L'indulto, ok? E ti spiega, eccetera, eccetera. E il famoso piano carceri?
Abbiamo aperto oggi un interpello per 102 amministrativi adibiti esclusivamente alla magistratura di sorveglianza. Posso anticipare che ci sarà anche un ampliamento della pianta organica dei magistrati di sorveglianza di 58 unità, 2 per ogni ufficio giudiziario, dal 30 giugno, poi dei 6.000 addetti all'ufficio del processo che stabilizzeremo con fondi nazionali, una parte cospicua sarà assegnata alla magistratura di sorveglianza. Chiaro che, signori, è un'intervistona della miseria. A un certo punto, giustamente, la Virginia Piccolillo dice: intanto i detenuti muoiono per sovraffollamento. 2 problemi gravi, risponde Nordio, ma non connessi, anzi, paradossalmente il sovraffollamento è una forma di controllo. Alcuni tentativi di suicidio sono stati sventati proprio dai compagni di cella. È la solitudine che porta al suicidio, ma soprattutto la mancanza di speranza, l'incertezza del domani. Molti si uccidono proprio quando è imminente la loro liberazione. Il sostegno psicologico è essenziale, abbiamo stanziato risorse importanti. Qua mi fermo chiaramente, ma è tutta da leggere, qualunque sia il vostro pensiero politico, oggi sul Corriere. L'intervista a Carlo Nordio, che è il responsabile di tutto ciò che ruota intorno alla giustizia. Giro pagina, solo per dirvi che sul fronte politico, le elezioni regionali, i candidati, non ci sono assolutamente novità. Pagina 16 Corriere, centrodestra, stallo tra i leader, ma le regionali non slitteranno. Nell'incontro a Palazzo Chigi l'unico accordo è sul voto in autunno verso un nuovo vertice. C'è solo un riquadretto piccino picciò sul Corriere riguardo al ponte sullo Stretto ed Euro 5. Noi invece ne parleremo più approfonditamente nelle prossime ore con i nostri parlamentari. Ponte sullo Stretto ed Euro 5, sì al DDL infrastrutture, no al blocco dei diesel Euro 5, nuove norme per il ponte sullo Stretto, su appalti e monitoraggio degli autovelux. Col via libera alla fiducia da parte del Senato, il decreto infrastrutture è convertito in legge. Tra le novità, la società Stretto di Messina tra le stazioni appaltanti qualificate dell'ANAC. Ma non è solo questa la novità. Fatevi un giro sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier, se già non ci siete perché mi state ascoltando pure lì, e scoprite molte novità. Infine il Corriere intervista Patti Bravo. Ho provato tutte le droghe tranne la coca, chirurgia plastica, ho fatto solo qualche iniezioncina. Ammazzate! No, bravissima, Patti Bravo, bravissima. Andiamo sul Fatto Quotidiano, certo, cambiamo completamente in centro pagina. Piovono manette sul sistema Sala, grattacieli puliti, arrestate assessore e costruttori, comanda il privato, 6 richieste di cattura per corruzione vicino al sindaco, conflitti di interessi e un piano regolatore parallelo. Come possiamo non dargli ragione? Comanda il privato a Milano, e addirittura il privato, vedi, comandava il pubblico, comandava anche la giunta. San Siro, ok del TAR alla vendita, e anche qui naturalmente ci vuole un po' più di attenzione forse anche su questo argomento, e poi su tutti i lavori in corso che sono in corso a Milano, ragazzi. Andiamo sul Giornale, altro titolone potente: i PM arrestano Milano. Terremoto nell'urbanistica, accusati di corruzione architetti, costruttore, un assessore, il teorema della procura, piano segreto per un'espansione edilizia eccessiva. È bello che non se ne accorgeva nessuno, grattacieli di qua, grattacieli di là, oh guarda quello come alto, oh gli sta cadendo l'insegna, e nessuno diceva niente. Cosa particolare, siamo sul quotidiano Il Giornale, che mette poi, attenzione, un'altra cosa che si avviene in Italia, e qui facciamo la rivoluzione, la grandeur française rimpicciolita. Perché? Perché la Francia taglia la Pasquetta e anche i fondi all'Unione Europea. Il maestrino Macron ha i conti in rosso, ragazzi, cioè
Simone, se ci tolgono il lunedì di Pasquetta, ma io faccio la rivoluzione, ma veramente, altro che secessione, ma ancora peggio, ragazzi. In Francia non lo so se faranno una manifestazioncina, sono tutti lì a osannare Macron. Attenzione, vi dicevo, sul quotidiano Il Giornale il commento che non ti aspetti, ma è bello essere diversi, è quello di Alessandro Sallusti, e sappiamo è il direttore del quotidiano Il Giornale. Fuori controllo è questa giustizia. Va un po' controcorrente. La nostra insoddisfazione per la squadra che governa Milano è nota e quindi possiamo permetterci di andare oltre. Perché il clamoroso passo dell'inchiesta che da 2 anni gira attorno allo sviluppo urbanistico di Milano non arresta, nel senso che viene chiesto l'arresto solo delle persone fisiche, peraltro rispettati professionisti di primissimo piano, bensì arresta l'intera Milano. Infatti il titolo principale del giornale è "I PM arrestano Milano", colpevole di essere simbolo del fare, il più delle volte fare bene e presto, indipendentemente dal colore politico di chi la guida. E lo fa in base a uno dei più bizzarri teoremi assunti a reato che abbia mai sentito, quello di incontrollata espansione edilizia. Ma che vuol dire? Possibile che tutto quel ben di Dio architettonico e ingegneristico che è stato costruito negli ultimi 2 decenni e che ha proiettato Milano nel gotha delle capitali del mondo, sottraendola a un triste declino, sia venuto su in modo incontrollato e quindi criminale? A me questi sembrano matti. Criminale è accostare ciò che è avvenuto a Milano alle speculazioni degli spregiudicati palazzinari degli anni 60 o 70 o al sacco di Palermo fatto dall'allora sindaco Ciancimino che aveva per socio la mafia. Che poi ci sia qualcuno che, partecipando alla più grande operazione culturale del paese, fare grande Milano, ha fatto pure il furbo o anche qualcosa di più, può essere, e giustamente gliene va chiesto conto. Qui mi fermo, ma capite insomma quella che è anche una certa prudenza del centrodestra su questo fronte. Non vogliamo sentire il tintinnare delle manette subito, come ad esempio fanno i 5 Stelle del Fatto Quotidiano. Ma torneremo certamente sul tintinnare. Intanto, restando sul quotidiano Il Giornale, ti faccio un esempio di cosa scrive. Cantieri, i PM arrestano Milano, espansione edilizia eccessiva. Blitz e addebiti gravi per l'assessore Tancredi, costruttore Catella, altri 4, l'accusa dopo una ventina di inchieste, corruzione per moltiplicare le volumetrie. Un piano ombra per costruire la città, lavori per un lustro con alte parcelle. 2 paginone sul quotidiano Il Giornale, che non finiscono qua perché poi a pagina 4 c'è il ritratto dell'imprenditore Manfredi Catella, il re dei grattacieli che ha ridisegnato lo skyline di Milano. E poi il ritratto di Giancarlo Tancredi, l'uomo del fare dell'urbanistica dietro i miracoli di Expo e City Life. E infine bosco verticale, terme, biblioteche, gli archi gioielli finiti nel tritacarne. Sono i simboli della rinascita di Milano e oggi tutto il mondo li invidia e li copia. E invece era tutto un magna magna. A pagina 6 del giornale, Sala chieste le dimissioni, ma il sindaco prende tempo. Fratelli d'Italia, Lega e 5 Stelle vogliono la testa del primo cittadino, lui non ci riconosciamo nella lettura della procura. Ricordiamolo, avevamo cercato di fare qualcosa senza pensare che ci fossero robe così gravi con il Salva Milano, arenato in Parlamento. Marta Bravi lo ricorda sul quotidiano Il Giornale, ritardi e scaricabarile, così i partiti hanno affossato il Salva Milano, sbloccare la burocrazia senza guai legali. Il provvedimento era pronto, ma la politica ha avuto paura. Probabilmente qualcuno magari immaginava. Giro pagina, signori, e ne parleremo moltissimo su queste frequenze perché parlando di infrastrutture non riguarda soltanto il ponte sullo Stretto, ma molte zone d'Italia. Accelera il ponte sullo Stretto, firmato l'accordo di programma. E poi
anche qui altra roba che riguarda molti di voi, super stangata di Ursula su sigarette e agricoltura. Piano da 2.000 miliardi, ma c'è il fondo unico, Coldiretti, taglio alla PAC, disastro annunciato. Francesco Giubilei, Ursula von der Leyen tira dritto e tra le polemiche anche interne alla sua maggioranza ha ufficialmente presentato il nuovo quadro finanziario pluriennale 2028-2034 dell'Unione Europea, accentramento dei poteri a Bruxelles, rischi per l'agricoltura e le autonomie regionali, nuove tasse sono i punti salienti del bilancio europeo, il progetto più ambizioso di sempre. Mi vengono i brividi. La replica del Parlamento UE, una proposta insufficiente, i sit-in di protesta degli agricoltori. Chiaramente sono loro i più preoccupati e sarà ora magari che cominciamo a pensarci un po' di più. Punto di domanda? Dove vado? Dove vado? Dove vado? Orco cane, ragazzi, sono indecisissimo tra la verità e sì. Dai, vado sul libero, dai, piatto ricco mi ci fico, vi faccio contenti con questa caramellona. Terremoto nella Giunta Sala, guarda il titolo, a Milano si bevono il PD. Indagati il fedelissimo del sindaco e l'archistar Boeri, a sinistra è il caos, 5 Stelle vogliono le dimissioni di Beppe che balbetta lettura errata dei PM. Lorenzo Mottola ci racconta così Mister Expo ha paralizzato la città, scandali e ritardi, si è fermato tutto. Mario Secchi, le sue editoriali, i nipotini chic del Partito Comunista Italiano perdono un altro ciclo. Il mio viaggio nel giornalismo comincia nell'era di Mani Pulite, quando arrestarono Mario Chiesa nel 92 e nessuno sospettava che quello fosse l'inizio di una rivoluzione giudiziaria che avrebbe cambiato la mappa della politica italiana. La storia ama ripetersi. Non so se le indagini sulla connection dei grattacieli innescheranno un altro Big Bang, ma unire i puntini tra ieri e oggi può aiutare a farsi un'idea. Direi che è il caso di acquistare oggi Libero e di leggervi l'editorialone di Mario Secchi. Ma oggi si festeggiano anche 1000 giorni di te e di me. Non c'entra Claudio Baglioni, c'entra il governo Meloni, i suoi primi 1000 giorni e i giudizi degli italiani. Paginone sul quotidiano Libero per ricordare che oggi sono 1000 giorni del governo Meloni. So cavoli amari, vogliono alzare il prezzo del vino del 50%. L'ideona dell'OMS, ma tanto non lo caga nessuno, per tutelare la salute dell'intero pianeta. Sappiatelo. Giro pagina, certamente, vediamo che cosa ci riserva il quotidiano Libero, proprio questa meditazione sul vino, ragazzi. Non ci fanno più vivere, non ci fanno più bere, la guerra dell'OMS al vino, prezzi folli per non berlo più. L'Organizzazione Mondiale della Sanità invita i governi ad alzare del 50% il costo di alcolici, sigarette, bevande zuccherate per tutelare la salute, ragazzi miei. Cosa ci beviamo? L'acqua con l'idrolitina del Cavalier Gazzoni. Che ci tassa anche quello, ragazzi. Io che ne metto 2 bustine poi per fare l'extended version, l'explosion version. Macron taglia Pasquetta, da noi verrebbe giù tutto. Attenzione, è vero, è pagina 8 di Libero. Cugini diversi. Bayrou vuol far sgobbare di più la gente per far quadrare i conti. Improponibile in Italia. Si scatenerebbero sindacati, Chiesa e Ampi. E in più anche Simone, il nostro regista, sicuramente si metterebbe a girare per Bellerio a fare manifestazioni. Pagina 8 di Libero, non toccate la Pasquetta. Giro pagina, certamente. I tedeschi un po' più in basso litigano sulle vacanze estive. La Baviera, i figli servono al raccolto. I 16 Länder non trovano l'accordo per la rotazione dello stop scolastico. Sai che lì c'hanno un altro giro e vanno nei giorni più strani a scuola, smettono quando tutti siamo a scuola. Dagli anni 60 scelgono per primi gli stati del sud. All'epoca i bambini venivano impiegati nei campi.
Ti immagini se li mandiamo nei campi, le baby gang nei campi. A proposito di baby gang, non possiamo perdonare certamente ciò che è avvenuto a pagina 19 del quotidiano Libero se ne parla, ennesimo episodio in centro a Ravenna. Ragazzino accoltellato da un coetaneo straniero, il papà se lo trovo io, puntini puntini. Lo scontro tra minori avvenuto per motivi futili, la vittima colpita alla schiena, il padre da candidato propose aiuti ai cittadini per l'acquisto di armi da difesa. Chiaro, scopriamo che il padre non è comunista e a Ravenna ce ne sono pochi che non sono comunisti, si scherza, e allora adesso li saltiamo addosso. Fatto sta che giustamente il papà dice: toglietemelo di torno, non lo voglio incontrare per strada. Chiaramente minore non accompagnato dentro in un centro, eccetera, eccetera. Chi è interessato a questo argomento? Purtroppo tutti noi che viviamo in paesi, in piccole e grandi città, abbiamo visto che cosa sta succedendo, la recrudescenza della violenza tra questi ragazzini senza motivazione, quasi sempre figli del barcone. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Prevale l'anticiclone sull'Italia, ma non sono da escludere dei fenomeni temporaleschi. In mattinata tempo soleggiato quasi ovunque, ma saranno possibili degli addensamenti e locali precipitazioni sul medio versante adriatico e sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento al centro, specialmente sulle aree interne e montuose, in particolare tra Lazio, Abruzzo e Molise. Disturbi inoltre ancora sulle aree alpine orientali. Tempo in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Care amiche e cari amici di Radio Libertà, buongiorno da Alberto Acerbis. Dopo la chiacchierata che abbiamo fatto, che stiamo facendo parlando dell'olio extravergine di oliva, mi fa piacere che molti ci chiamano. Mi dimentico di dirvelo. Se qualcuno volesse delle informazioni più dettagliate, può chiamare 030 68 40 408, chiede di me, di Alberto Acerbis, e mi chiede tutto quello che vuole sapere sul nostro olio extravergine di oliva. Tante cose ve l'ho già dette io, ma c'è poco da dire. È olio italiano, estratto a freddo da olive italiane. Se volete le analisi chimico-fisiche per una eventuale dieta che vi chiede il medico, per una vostra cosa, chiedetele, noi ve le mandiamo chiaramente, però quella è una richiesta importante e noi lo facciamo volentieri. Mi chiamate a volte, mi dite: Alberto, ne è ancora di olio? Sì, siamo un po' verso la fine. Noi siamo presenti sul mercato da tanti anni. Prenotate le 6 bottiglie, 3 del fresco di Frantoio, 3 del primo novello etichetta nera. Il fresco di Frantoio ottimo a crudo in cottura. Il primo novello etichetta nera è quello della domenica, vi ricordate? Compravi il vestitino bello, quello lo metti su, lo porti alla domenica. Diciamo noi a Brescia quello del dè della ur, cioè c'è una scarpa per tutti i giorni e una scarpa per la domenica. Il primo novello etichetta nera è un po' l'olio della domenica, quello del bruschettone, insomma, quello della compagnia, quello che fa sorridere, quello che fa riscoprire i sapori di un tempo, e per me ce n'è tanto bisogno,
ce n'è tanto bisogno. Insomma, 84 euro, 6 bottiglie, trasporto non lo pagate, sull'uscio di casa. Per ordinare, perché io poi guardate che ambasciatore non porta pena, 030 68 44 08 è Brescia, oppure il nostro sito olioacerbis.com, perché, come diceva il nonno, l'olio bu è sempre una gala, e così sia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Vale-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez. Tudo muda de vez, onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei. Será talvez que minha ilusão foi dar meu coração com toda a força pra essa moça me fazer feliz, e o destino não quis me ver como raiz de uma flor de lis, e foi assim que eu vi nosso amor na poeira, poeira, morto na beleza fria de Maria. E o meu jardim da vida é seco como eu, do pé que brotou Maria, de Margarida nasceu. E o meu jardim da vida é seco como eu, do pé que brotou Maria, de Margarida nasceu. Elegantissimi, in giacca e cravatta questa mattina con sto caldo, poi ma c'è Samara Joy a cantare. Questo è l'ultimissimo pezzo, è un altro estratto da quello che sarà il nuovo album Fleur de Lis Upside Down. La formidabile jazz vocalist saluta l'estate omaggiando il celebre musicista Javan, che qui in Italia aveva collaborato un bel po' di anni fa con Fiorella Mannoia nel brano Senza un frammento. Samara Joy con la Y finale. Se vi piace questa musica così elegante, lei è giovanissima ma sta veramente facendo un successo planetario. 8:37, buongiorno ancora, Sammy Varin, rassegna stampa e i titoli dei principali argomenti del giorno, spostando poi l'attenzione sugli argomenti che so vi interessano maggiormente, perché io vi conosco uno per uno, vi vedo, vedo tutto da quassù. Cosa state facendo? Quotidiano di Sicilia, Quotidiano d'Italia, quando la vita diventa un azzardo. Questa è l'apertura del quotidiano fondato da Carlo Alberto Tregua con i mali della società. In Italia nel 2024 il gioco legale ha superato i 157 miliardi. In Sicilia media pro capite tra le più alte del paese, dove i redditi sono bassi, i servizi pochi, la speranza fragile, c'è più voglia di una scorciatoia e quindi il gioco d'azzardo. E intanto lo Stato ci guadagna circa 10 miliardi l'anno.
Sempre sul Quotidiano di Sicilia, naturalmente le infrastrutture, e tra 10 minuti parleremo del nuovo DL infrastrutture che è diventato legge. Definiti gli impegni tecnici e finanziari dei soggetti coinvolti nella realizzazione del ponte. Schifani: non sarà una cattedrale nel deserto, ma non solo ponte, ma tante altre opere. Siglato a Roma l'accordo di programma. Ne parleremo, come vi dicevo, tra pochissimo. Questo il Quotidiano di Sicilia, che abbandoniamo per il titolo del quotidiano La Stampa. Mattone Gate, Milano trema, chiesto l'arresto per l'assessore Tancredi, fedelissimo del Primo Cittadino e del costruttore Catella, le accuse dell'architetto Boeri. Mattone Gate, Milano trema, la procura dice corruzione, attuato un piano ombra con alte parcelle, ma anche Sala ha indagato per falso. Chiaramente, signori, aspettiamo i vostri resoconti. Per resoconti intendo il vostro giudizio, il vostro pensiero. Lo potete inviare anche in questo momento scrivendo al 340 6709 659, non subitissimo perché sono un po' in ritardo, devo correre come il coniglio, ma più avanti leggo i vostri messaggi. Mi ributto sui quotidiani e oggi mi manca ad esempio il quotidiano La Verità, e quando mi manca troppo io non resisto. A proposito di mattoni, Mattone Gate, La Verità invece titola questa mattina: un mattone cade in testa a Sala, maxi inchiesta per corruzione a Milano, chiesti arresti per l'assessore alla rigenerazione urbana, l'immobiliarista Catella e altri 4, sotto accusa la commissione paesaggio, totale conflitto di interessi. Nelle carte il giro di parcelle milionario, ma il nodo è politico. Il sindaco ha sempre difeso il rito ambrosiano con cui ha fatto costruire interi palazzi con una semplice scia, si chiama così. Gli resta una sola via: le dimissioni, così recita il quotidiano La Verità. Alessandro Darold: gli atti dell'indagine, nei guai pure l'archistar Boeri, toni di comando sul comune. E poi Giorgio Gandola: Beppe traballa, devo capire, intanto il PD non lo difende. Oddio, semplicemente stanno pensando cosa dire. Sempre sul quotidiano La Verità, dopo la cura a Lucano, Riace ha 3,3 milioni di debiti con il Viminale. Ursula presenta il piano per spolpare gli stati. Europarlamento in rivolta. La von der Leyen si vende 2.000 miliardi che non ha. Soluzione? Tasse a go! Furia agricoltori, coi nuovi fondi è il colpo di grazia. Attenzione, giro pagina, e all'interno del quotidiano La Verità: treni in balia delle orde di stranieri. Abbiamo visto ieri delle immagini terribili di quell'americano che è stato accoltellato per ciulargli la collanina. Pagina 6 della Verità, attenzione, non se ne parla abbastanza sugli altri giornali oggi. Treni in balia delle orde di stranieri, accoltellato per rapina nel milanese. Secondo i dati di Ferrovie dello Stato Security, da inizio anno c'è stata un'aggressione al giorno sui convogli della penisola. L'ultimo caso, quello che vi dicevo, a San Giuliano. Un turista americano ha rischiato di morire per mano di 3 magrebini. Mirella Molinaro ne parla con un paginone da leggere assolutamente sul quotidiano La Verità. Chiaro che ci fa venire paura e non dobbiamo arrenderci a questi ciabattanti, che non sono più ciabattanti perché hanno le scarpe più belle delle nostre. A bocca asciutta 800 ex deputati, Cicciolina e compagni, ricorso respinto, confermato il taglio dei vitalizi. Sempre sul quotidiano La Verità, la Riace di Lucano. Lucano ti dà una mano, ma adesso come farà con tutti questi debiti il suo comune? Caos e 3,3 milioni di debiti. Pagina 7 della Verità. Il Ministero dell'Interno ha respinto la pretesa del sindaco di riammettere il comune nei programmi legati all'accoglienza, chiedendo addirittura la restituzione dei fondi già erogati. Alla base della decisione le gravi inadempienze amministrative. Ma tranquilli, adesso
caro Fabio Amendolara, che scrive l'articolo oggi sulla Verità, arriverà la Salis a passeggiare per Riace, tutto cambia. Clandestini, la ricetta dei Dem, piddini iberici. Regolarizziamoci, non riesco a dirlo, ragazzi, non riesco a dire, no, perché anche qua in Italia, insomma, ecco il decreto flussi, ma mica subito. Loro dicono regolarizziamone subito 500.000, che è un numero che ho già sentito. La rivolta di Torre Paceco sbarella la sinistra, invece del pugno duro spalanca le porte. Valerio Benedetti se ne occupa oggi sul quotidiano La Verità. E poi naturalmente il bilancio mostro di Ursula, spolpa agricoltura ai stati, pure il PPE si rivolta contro, ragazzi, se si sono svegliati anche quelli del PPE. Piano da 2.000 miliardi, con l'unione fra fondi di coesione e PAC i campi perderanno il 20%, il ricatto, il rispetto dello Stato di diritto, condizione per investimenti. Bruxelles matrigna, quante volte abbiamo sentito dalla Lega questa frase ancora tanti anni fa. Pagina 8 del quotidiano La Verità, imperdibile. Anni di coltellate UE ai contadini. Scrive oggi sulla Verità Carlo Cambi, che spesso sentite con Giulio Cainarca e non solo su queste frequenze. Quello di ieri è solo l'ultimo tradimento della baronessa, che arriva dopo le stangate sui fertilizzanti, la legge natura e il Mercosur, che apre i prodotti del Sud America. Signori, solo il quotidiano La Verità la racconta così. Direi che è il caso di acquistarlo. Ma adesso, fermi tutti, ci colleghiamo con il Parlamento. Qui Parlamento. E restiamo naturalmente sulla notizia, perché molti quotidiani ne parlano. Quest'oggi ci sono novità sul fronte infrastrutture. Grazie per essere con noi all'onorevole segretario della Commissione Trasporti Domenico Furgiele. Buongiorno. Buongiorno, ciao Sammy, un saluto a tutti gli amici di Radio Libertà. Sempre un piacere fare quattro chiacchiere direttamente dal Parlamento, e ci sono novità. La notiziona naturalmente che è stato firmato ieri l'accordo di programma sul Ponte dello Stretto, quindi un passo in avanti, ma non soltanto. Che novità ci sono sul fronte infrastrutture, Domenico? Io credo che in questi primi 3 anni di governo sul fronte delle infrastrutture ci siano novità che non si sono registrate almeno negli ultimi 20 anni. C'è molto fermento, c'è un ministro come Matteo Salvini che ha deciso di sposare questo settore, sobbarcandosi tutte quelle che erano le lentezze, le procedure elefantiache che hanno per troppo tempo bloccato il nostro paese. Ieri l'accordo di programma con tutti gli attori protagonisti di quella che sarà la realizzazione di un'opera fondamentale non soltanto per l'Italia ma per l'Europa, perché è un'opera, lo vogliamo ricordare, che si inserisce nelle reti TEN-T e nei corridoi multimodali, e poi il decreto infrastrutture che diventa legge con il secondo passaggio al Senato. Un decreto infrastrutture al quale abbiamo lavorato partendo dalla Commissione Trasporti qui alla Camera, in congiunta con la Commissione Ambiente, che è un decreto coraggioso, concreto e che sicuramente collima con quella che è la nostra visione di un'Italia che si muove, che lavora e che non si arrende appunto a quelle procedure elefantiache, alla burocrazia e alle visioni ideologiche. Ci sono cose che riguardano un po' tutti, signori. Si parla in questo DL infrastrutture anche di una cosa molto odiosa in alcuni casi, anche se serve, allo stop degli autovelox selvaggi, ma è stato rifinanziato anche il Fondo Strade Sicure con 10 milioni per il 2026. Quindi vedete che ci sono tante argomentazioni che riguardano le infrastrutture, chi li percorre, che riguardano la sicurezza e che molto spesso potevano generare delle ingiustizie. Abbiamo visto ad esempio il problema autovelox, che sì, certo, in alcuni tratti ci vogliono assolutamente, ma anche qui non facciamo
facciamone una roba tipo a Milano che ne spunta uno sopra l'altro e nessuno se ne accorge. Quindi insomma abbiamo messo un po' le cose a posto, è vero Domenico? Ma ci sono dei provvedimenti che, come un po' accade per tutte le iniziative che hanno caratterizzato questo governo, in particolare il Ministero dei Trasporti, riguardano la vita reale e concreta dei cittadini. Per quanto riguarda per esempio quello che tu dicevi sugli autovelox, noi non diciamo no alla sicurezza, non diciamo no alle regole, noi diciamo no agli abusi, no agli autovelox nascosti negli angoli dove non c'è alcun pericolo, no a queste apparecchiature da utilizzare solo per fare cassa facile, per fare delle multe facili. Noi vogliamo un contesto che sia di sicurezza, che porti educazione e che soprattutto dia la possibilità al cittadino, attraverso una ricognizione nazionale di tutti gli apparecchi che noi abbiamo chiesto inserendo un apposito emendamento come Lega, una ricognizione che dia la possibilità all'automobilista di viaggiare sicuro e soprattutto con macchinari che siano a norma. Oltre a questo, altre iniziative che riguardano sempre la vita concreta del cittadino è quella che riguarda soprattutto 5 regioni che correvano il rischio di vedere i propri cittadini espulsi dalla mobilità soltanto perché qualche anno fa hanno acquistato dei mezzi Euro 5. Abbiamo pensato che era una cosa ingiusta quella che stava accadendo e quindi siamo intervenuti per dare la possibilità a queste persone che soltanto qualche anno fa hanno acquistato questi veicoli di poter continuare a operare, a lavorare, a vivere attraverso quello che loro avevano acquistato. E poi ci sono interventi anche, penso per esempio ai piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti. È stato rifinanziato il fondo che garantisce la manutenzione stradale. Spesso, lo sappiamo tutti, questi paesi, queste realtà sotto i 5.000 abitanti hanno una viabilità messa malissimo. Questo finanziamento dà la possibilità di incidere non soltanto sulla sicurezza, ma anche sul miglioramento dei collegamenti. Dunque, iniziative che vanno ad incidere direttamente sulla realtà e sulla vita dei cittadini. Torneremo sull'argomento perché sono buone notizie. Per il momento non posso che ringraziare l'onorevole Domenico Furgiuele della Lega. Buon lavoro! Grazie a tutti voi, un saluto. Qui Parlamento. E qui la voce di Sammy Varin che vi dà ancora il buongiorno. Tra poco leggo anche i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659, ma mi rituffo ancora sul quotidiano La Verità, perché La Verità dedica un paginone a questa cosa dell'idrogeno. Stellantis inchioda sull'idrogeno perché questa unione non sa cosa vuole. E la dice giusta, La Verità con Claudio Antonelli. Anche se gli errori del gruppo sono evidenti, tutto il settore è vittima di una transizione a metà, come dimostra Renault. Fatto sta, insomma, che non c'è mercato per i furgoni, per le macchine, ti immagini, e soprattutto ci sono 3 distributori di idrogeno in tutta Italia. Giro di nuovo pagina, Giorgetti alla BCE, ora scendete da Marte. Il ministro Giorgetti, ne parla Paolo Del Debbio oggi sulla Verità, abbandona la sua sobrietà e attacca, senza i toni di Trump con la Fed, la Banca Centrale Europea per la sua politica monetaria autoreferenziale. L'economia è fatta di famiglie e imprese, se scoppia una guerra non esistono regole sacre. Oggi Super Giorgetti a pagina 13 del quotidiano La Verità. Roba interessante, certamente, roba che magari può far arrabbiare, però almeno abbiamo il coraggio di parlarne. WhatsApp al 340 67 09 659, lo ripeto perché molti ascoltatori delle vacanze ci hanno scoperto magari per caso e giustamente dicono: ma che radio è questa? Che notizie diverse, che osa dire, addirittura legge la prima pagina del quotidiano Il Tempo, bellissimo titolo, buio in sala.
Forse è il titolo più bello di quest'oggi, che ne pensate? Palazzopoli, buio in sala. Ci hanno raccontato il film della Milano dello sviluppo e del futuro, ma l'inchiesta è solo l'ultimo capitolo di una storia di fallimenti, criminalità, sicurezza, maranza, Islam. Così crolla il modello Dem e a rimetterci sono i cittadini senza casa e con i cantieri bloccati. A pagina 3, l'ira di Matteo Salvini, sconcertato e preoccupato, questa giunta frena lo sviluppo. Potentissimo il quotidiano Il Tempo con il tempo di Osho, Fratelli d'Italia invoca le dimissioni del sindaco, il silenzio del PD e i 5 Stelle lo scaricano, e Sala che dice è ancora la Milano da bere, nel senso che ci stanno a bere tutti. Ridiamo ma mica tanto, perché è stallo su Veneto e Campania con il centrodestra ancora che non prende decisioni, il nodo dell'anti-De Luca e il destino di Zaia. Chiaramente, signori, siamo tutti qua che tamburelliamo sul tavolo. Entro all'interno del quotidiano Il Tempo, altro che Milano del futuro, così crolla il sistema Sala, criminalità, maranza, Islam e scoppia Palazzopoli. Ragazzi, se ci avete seguito, direi che ne sono successe di tutti i colori a Milano. Le reazioni: Fratelli d'Italia invoca le dimissioni del sindaco, anche i 5 Stelle lo scarica, Salvini sconcertato. Paginone a pagina 3 del quotidiano Il Tempo per capire cos'è successo a Milano, ma anche a Roma succedono cose. C'è l'ultimo giallo sulla moschea, lo sapete, la moschea di Centocelle, la seconda moschea più grande di Roma che verrà costruita proprio in Piazza delle Camelie. L'ultimo giallo sulla moschea. Per gli islamici è una casa di cura, è un trucco per ottenere i fondi. È accatastata come struttura per assistenza socio-residenziale e Rocca di Fratelli d'Italia convoca la commissione trasparenza del Campidoglio. Anche a Roma è minimo, che pensate? È un bel magna. Attenzione, la lettera Valditara, ne abbiamo parlato prima, c'era il quotidiano La Stampa che gli regalava un paginone, ma Il Tempo scopre che lo studente che vuole il voto più basso è un attivista della sinistra giovanile. Ma sì, è proprio lui, quello della Stampa. Il mio 83 non lo conosco, voglio 60, è il minimo per passare, è il mio modo per criticare un sistema scolastico tossico, e si dice pentito di non aver fatto scena muta. È la singolare protesta del 19enne Pietro Marconcini, che ha scritto al ministero Valditara per farsi abbassare il voto alla maturità. Marconcini è già un militante di sinistra, infatti è rappresentante degli studenti del Plinio Seniore e esponente della sinistra giovanile. Ma certo, ma è giusto fare politica, è bellissimo avvicinarvi alla politica, poi fate ste cazzate, mamma mia. Bene, anzi malissimo. Vado a leggere un po' di WhatsApp, certamente, perché tra pochissimo avremo il qui Europarlamento. Intanto un grazie a tutti quelli che mi seguono, ragazzi, cioè, siete in tantissimi, commentate tutto quello che succede anche dopo, perché questa è la rassegna stampa sulle pagine Facebook e YouTube di Radio Libertà, di Lega Salvini Premier, viene ascoltata anche il mattino tardo, il pomeriggio, certo. Ciao, fino a lunedì sono in ferie e oggi ti sto ascoltando, ad esempio, grazie. Buongiorno Sammy, a Milano il quadro è fosco, Sala si deve rimettere, ricordo che questa sera inizia la festa di Pontida, un saluto dalla città di Martinengo. Grazie Omar Bassani, assolutamente sì. Festa della Lega, quella di Pontida inizia già questa sera, altre cominciano domani, mamma mia se ce n'è, Spinodadda, in Bersago, poi ve le ricordo perché sono veramente tante. Ciao Sammy, cicciolina a bocca asciutta è un ossimoro, vero? Walter, te l'ho letta solo perché parli difficile e magari qualcuno come il sottoscritto non ha capito cosa tu volevi dire. Buongiorno.
Come mai non sta citando un sondaggio uscito ieri sul gradimento dei ministri di questo governo? È perché è uscito ieri. Forse perché, come era ovvio, Salvini è risultato il peggiore? Del resto basta parlare con la gente per capire che ormai lui non nutre più nessuna considerazione, la Lega non crescerà più se non si toglie dai piedi. A Gino. Comunque io sto sondaggio non l'ho mica visto, se l'hai visto tu, ti immagini, se non lo leggevo assolutamente. È Salvini il peggiore. Se lo dice Gino, io non posso non dirlo. Il 18 maggio 2024 tutta la sinistra con i 5 Stelle e con i rispettivi segretari di partito scendevano in piazza per chiedere le dimissioni di Toti. Già. Perché non fare altrettanto oggi a Milano per far cadere la giunta sinistroide? Sammy, ti ascolto, scrive Enzo da San Mauro Torinese. Che ne dite? Mi sembra un'ideuzza. Da quanto tempo non facciamo una manifestazione qui a Milano? Per Milano. Devo mettere la canzone. Cioè, vedi, guarda come guarda come mi porta via, no? Devi mettere la canzone, mi dico in regia. Va bene, metto la canzone. Ecco, stavo per chiamare la Sardone, vice segretaria della Lega, per proporgli una bella manifestazione su Milano. Chiamiamo anche Morelli, chiamiamo anche Lupi, cioè che non chiamiamo Lupi, scusa, Forza Italia, Fratelli d'Italia, facciamo una manifestazione per chiedere le dimissioni di Sala a Milano. Che ne dite? Sì o no? Rispondete semplicemente così, non vi faccio perdere tempo, inviate il vostro WhatsApp al 340 67 09 659. E lavoro e penso a te, chiudo gli occhi e penso che non è facile cambiare il tempo. Ti racconterò di noi, sarà dura se lo vuoi, frasi spese perse nel vento. Sento quanto battiti nel cuore, sento più parole che emozioni. Sento il ritmo di quella canzone, sento il peso e vivo a stento. L'estate arriva già, la noia sparirà, e divento così strana, ma il buio tornerà e mi ritrovo qua, ancora. Si rischia, sai, così di non ritrovarsi più in questa città che è troppo grande per noi. Forse camminando un po' sarà vero, non lo so, ma ora so che non sono più sola. Sento quanti battiti ha nel cuore, sento più parole che emozioni, sento il ritmo di quella canzone, sento il peso e vivo a stento. L'estate arriva già, la noia sparirà, e divento così strana, ma il buio tornerà e mi ritrovo qua, ancora. E me lo chiedo 1000 volte, se mi basta per vivere quello che tu mi dai. E resto qui tutta la notte a contare le stelle che brillano su di te. L'estate arriva già, la noia sparirà, e divento così strana, ma il buio tornerà e mi ritrovo qua, ancora.
Ma che carina questa canzone di Nora, in arte Nora Music. Lei è Eleonora Masi da Milano. Ha un timbro vocale raffinato e la scrittura e produzione di Beppe Stanco sono sigillo di qualità. 1000 volte di Nora Music ci ha portato all'appuntamento con Qui Europarlamento. Qui Europarlamento. Benvenuti su Radio Libertà, canale TV 205 Radio DAB. Ospite con noi l'onorevole europarlamentare Aldo Patriciello. Benvenuto. Grazie a voi. Grazie. Allora, lei è uno dei membri del Parlamento europeo con più esperienza. Che cosa ne pensa dell'attuale situazione internazionale? Non ritiene che sia necessario un cambio di rotta che permetta all'Europa di contare di più? Io credo che stiamo vivendo un periodo molto complicato. Purtroppo il conflitto tra Russia e Ucraina, la nuova guerra dei dazi avviata dall'amministrazione Trump, le tensioni del Medio Oriente, sono tutte sfide epocali a cui dobbiamo far fronte in tempi rapidi e con strumenti politici adeguati. Parliamoci chiaro, l'Europa così com'è rischia di stare a guardare e di rimanere in disparte. C'è bisogno di lavorare per una pace stabile e duratura in ogni parte del mondo. Ecco perché noi come gruppo siamo contrari al riarmo. Ecco, a proposito di riarmo, la vostra posizione è chiara ma sembra allo stesso tempo minoritaria nel Parlamento. Come se ne esce da questo? Secondo me dialogando. Solo così si trova una soluzione. Tanto è vero che abbiamo sempre votato compatti per quanto riguarda la questione legata alla guerra in Ucraina. Sul riarmo però la nostra posizione è chiara. Crediamo che in una fase politica ed economica delicata come questa che stiamo vivendo, l'ultima cosa da fare è spendere 800 miliardi di euro in armamento. L'Europa è nata dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale con un obiettivo specifico, mai più guerre. Allora, è paradossale che a ricordare la vocazione pacifista dell'Europa dobbiamo essere proprio noi, i cosiddetti euroscettici. La realtà invece è che i padri fondatori dell'Europa avevano ben capito l'importanza di stare ben lontani da qualsiasi conflitto armato. Cambiando discorso, lei si è molto impegnato e speso ultimamente per tentare di cambiare la situazione dei giudici tributari in Italia. Ci spiega brevemente perché e cosa non le piace? Ma guarda, mi sono appassionato a questa vicenda perché la ritengo una vera e propria ingiustizia. Prima di essere un politico, io sono, per chi non mi conosce, sono un imprenditore. So cosa significa lavorare duramente e so cosa significa salvaguardare alcuni diritti per chi lavora. Non farlo è già grave di per sé. Non farlo nei confronti dei giudici tributari, cioè di coloro che lavorano nel nostro sistema giudiziario, ha dell'incredibile, per me paradossale. I giudici tributari italiani sono effettivamente discriminati sia per quanto riguarda lo stipendio, sia per alcune misure di sicurezza sociale. Su questa vicenda la Commissione ha già avviato un'indagine e l'Italia rischia la procedura di infrazione. Ma al di là di questo aspetto, io credo che sia necessario agire come sistema Italia, che non deve essere sempre l'Europa a dirci cosa fare, ma dobbiamo fare noi cosa fare e cosa portare avanti. Ecco, in qualità di membro della Commissione Salute, di recente si sta occupando molto di inclusione e dei diritti delle persone affette da disabilità. Ci può dire a che punto siamo? Sì, sono stato in queste settimane correlatore per il dossier sulla strategia europea per i diritti delle persone con disabilità, che tra l'altro abbiamo votato proprio oggi un provvedimento a tal proposito. In tutta Europa le persone con disabilità
incontrano ancora notevoli ostacoli in materia dei servizi sanitari, istruzione superiore e sviluppo delle competenze, come pure ostacoli al godimento di tenori di vita adeguati. Per tale ragione abbiamo adottato stamattina questa proposta sul tema finalizzata ad affrontare in maniera ambiziosa le carenze esistenti in settori strategici quali l'occupazione, lo sviluppo, l'istruzione, la non discriminazione, appunto, l'accesso alle cure. Abbiamo cercato in particolare di concentrarci su chi vive in contesti geografici più periferici e riscontra ulteriori complessità nell'accesso all'assistenza sanitaria di cui avrebbero bisogno. Abbiamo chiesto misure ulteriori a favore di chi non ha un supporto familiare adeguato, però purtroppo non l'avrà a lungo termine e che si trova a dover fronteggiare le difficoltà quotidiane da solo. Abbiamo messo al centro del dibattito il tema della salute mentale, delle persone colpite da disabilità e delle loro famiglie al fine di pervenire, mediante attività di ricerca innovative e personalizzate, a miglioramenti graduali ma efficaci. Per questo, unitamente a tutti i colleghi del nostro gruppo, contribuiremo anche nel dibattito in plenaria per sostenere e migliorare un testo che sicuramente può e deve essere migliorato. Ecco, poi l'Italia ha ufficialmente aderito all'Alleanza dell'Unione Europea sul nucleare. Dopo 2 anni come membro osservatore il nostro Paese è entrato a far parte del gruppo ristretto di Stati membri dell'Unione Europea che considerano l'energia nucleare come una risorsa fondamentale per la decarbonizzazione e il raggiungimento dell'indipendenza energetica. Cosa pensa di questa decisione e quali cambiamenti dobbiamo aspettarci? Sono decisamente favorevole. Finalmente il nostro Paese potrà partecipare attivamente alle discussioni all'interno dell'Unione, accedendo più facilmente ai finanziamenti europei destinati ai progetti nucleari e accelerando lo sviluppo dei piccoli reattori, cosiddetti mini reattori nucleari, che sono modulari per la produzione di energia nucleare di ultima generazione. Questo ci fa stare tranquilli e ci fa guardare la prospettiva di sviluppo. Ok, grazie allora all'onorevole Patriciello per il suo contributo e buon proseguimento sul canale di Radio Libertà. Grazie. Qui Europarlamento. E qui la voce di Sammy Varin. Ci scusiamo con i nostri ascoltatori per la scarsa qualità del collegamento, ma ringraziamo i collaboratori di Radio Libertà che a volte fanno davvero salti mortali per trovare i politici che sono nelle parti a volte più recondite del mondo. Ancora il buongiorno da Sammy Varin, grazie a Lidia che ci sta ascoltando, chi è in vacanza giustamente si è ricordato di scaricare l'applicazione di Radio Libertà e quindi quando c'è un attimo di pausa dice vediamo cosa dice Sammy Varin in rassegna stampa, ma vi ricordo che andiamo anche in onda in replica la sera dalle 20 alle 21, un'oretta veloce di rassegna stampa e poi certamente nel weekend a partire dalle 12:30 il Magna e il meglio o il peggio della rassegna stampa. Sicuramente questo è il peggio, una notizia che non mi sarei mai immaginato, signori. Quante volte siamo andati a Livigno a fare un giro, che bella città di Livigno. 20 anni fa si facevano anche dei belli acquisti senza l'IVA, vi ricordate? Poi è cambiato tutto, hanno aumentato i prezzi, i negozi, non è più così conveniente purtroppo, ma per la benzina sì. Signori, guarda cosa titola oggi il sito elettronico di Repubblica: Livigno, il cartello della benzina low cost. Nel borgo duty free, 10 anni senza concorrenza, arrivano le multe. Cioè ragazzi,
Il TAR del Lazio ha confermato le decisioni dell'antitrust, sanzioni a 4 aziende per avere concordato i prezzi dal 2012 al 2022. La località dell'Alta Valtellina, che sarà tra le sedi olimpiche, zona extradoganale da oltre un secolo. La Verde e il gasolio costano circa €0,5 in meno che in Italia, 60-70 centesimi in meno che nella confinante Svizzera. Cioè, ragazzi, ci saranno 3-4 benzinai in croce a Livigno e si erano messi d'accordo. Io quando ci vado ogni tanto, e mi sembrava che avessero tutti lo stesso prezzo. Dici, vabbè, qualche centesimo. E adesso gli fanno il culo ai benzinai perché poi 3 o 4 dovevano avere dei prezzi differenti, ma costa già pochissimo la benzina a Livigno. Oh, non è che adesso ci vengono a cercare noi che abbiamo fatto il pieno, sì, ne abbiamo fatti di pieni a Livigno, si scherza. Un'altra cosa scherzosa che però qui tutti mi dicono, ma Sammy, ma non è vera sta cosa, lo scrive Repubblica tra la curiosità del giorno: Trump fa cambiare la ricetta della Coca-Cola. E qui cioè, vi sto facendo rabbrividire, lo so, ma sono quelle notizie che vi sto dando solo io in esclusiva. Penso che nessuno osa dire una roba del genere, perché cioè, è una mancanza di rispetto verso miliardi di persone che bevono la Coca-Cola. È sempre stata così. O useranno un vero zucchero di canna per fare la Coca-Cola. Ho parlato con loro e hanno accettato di farlo, per il momento solo negli Stati Uniti. Il colosso non conferma, ma ringrazia il tycoon e annuncia novità. Signori, è per tenerlo buono, se no gli fa pagare i dazi anche alla Coca-Cola. Trump fa cambiare la ricetta della Coca-Cola, useranno vero zucchero di canna. Che facciamo? Apriamo le linee? Dai, sentiamo cosa dicono gli ascoltatori dopo queste sconcertanti notizie. 0292947222 per chi vuole parlare con Sammy Varin. Chiaramente, signori, ci sono anche i vostri WhatsApp, siete agguerriti su ogni argomento. E allora Cicciolina, va bene. A Milano il quadro è fosco, ok, certo. Questo ha preparato il biglietto da €100 con le misure del cetriolo. Facciamolo vedere, signori. Questo ci manca come gadget da portare a Pontida. Il biglietto da €100 con le misure del cetriolo. Beh, secondo me è anche fatto bene, è fatto bene. Fatto bene, attenzione, perché il Corriere, tanto per rispondere alle stupidate che mette Repubblica, stupidate in senso buono, cose un po' più leggerine, oggi vi sfida e mette nella pagina del sito elettronico lo speciale: sai riconoscere un video generato dall'intelligenza artificiale? I video creati con intelligenza artificiale sono sempre più verosimili. A colpo d'occhio può essere difficile distinguere un contenuto falso da uno vero. Mettiti alla prova con questo quiz. Chiaramente voi che siete in vacanza e che non avete veramente niente da fare, e meno male, ve lo meritate, potete divertirvi a riconoscere il video fatto con l'intelligenza artificiale e quello veritiero. Siamo nella palta, ragazzi miei, perché se migliora ancora un po' sta intelligenza artificiale non so dove andremo a finire. A me fa paura. WhatsApp, certamente, sì, Erminio che dice parolacce, però è d'accordo su una manifestazione da fare a Milano. E qualcun altro invece se la prende con con chi ce l'ha? Con l'Europa, certamente. Riportiamo il timone con la proposta fuori Europa, 1000 giorni di governo, facciamo raffronto tra promesse elettorali e il fatto. Questo se la prende con la mega villa meloniana. Non si può farsi una villa, assolutamente. Maurizio è cattivissimo. Alla Spezia, distrutta l'Enel che dava elettricità anche alla Toscana e parte della Liguria per produrre idrogeno. Ora avremo solo bollette sempre più alte. Bisogna ristabilire i rapporti con la Russia. Chiaramente tutti al concerto di Georgiev. Lorenzo da Como: ma chi oggi critica il sistema scolastico poi fornisce una seria alternativa al sistema attuale, o è solo capace di fare politica nelle scuole casualmente contro il governo di centrodestra? Buona giornata. E ancora, secondo te qual è il sindacato che può difendere noi leghisti dallo squadrismo rosso sul luogo di lavoro? Caro Daniel, bella domanda.
diciamo che c'è qualche sindacato non proprio di sinistra, mi viene in mente la UIL, che insomma magari ti guarda un po' meno male a te leghista potente Semmi. Due cose prima di tutto: Damiano non sta facendo successo da solista, è stato più che altro un flop. Seconda cosa, che dici, Totò e Peppino chiederanno di riferire in Parlamento sul caso di Milano? Bravo Pietro, in effetti me l'aspettavo, no? No, non l'hanno mica detto. C'è una telefonata in attesa, la prendiamo, pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Ciao. Ciao, volevo dirti una cosa per scoprire se il filmato è fatto con l'intelligenza artificiale. Se c'è un comunista che dice qualcosa di sensato è l'intelligenza artificiale, questo è il trucco, tutto qua. Ciao. Grazie della verve. Buongiorno, certo noi delinquenti li vogliamo dentro, il governo li vuole fuori, andiamo bene. Non è vero. Così dopo ricominciano a rubare, spacciare, violentare e mandare delinquenti stranieri a casa loro e fate posto per i delinquenti italiani. Buona giornata. Maria Teresa ci scrive dalla Svizzera. Vabbè, noi in confronto alla Svizzera dobbiamo solo inchinarci. No, scherzo, però si muove qualche cosa. Chiaramente nelle carceri la situazione è diventata insopportabile e soprattutto, certo, tirare su nuove carceri sono d'accordo, ma ci vuole tempo. Anziché svuotare le carceri con i soldi del PNRR ne andavano costruiti altri. Certo, assolutamente sì. Ancora altri che mi mostrano il loro cetriolo, ragazzi, ma che volgari, ma sono anche buoni, in giardino. Il mio cetriolo, Giuliano, ci fa vedere il suo giardino, coltiva cetrioli e noi apprezziamo. C'è un'altra chiamata, no? È svenuta, certo. No, capisco la situazione. Linee libere in questo momento. Chi vuole parlare con Sammy Varin 02 9294 7222 per commentare i fatti del giorno e soprattutto mi state rispondendo, vedo un fracco di sì per una possibile manifestazione sotto Palazzo Marino della Lega e del centrodestra. Chiediamo le dimissioni del sindaco oppure no? Taradabunzi bunzi boh. Che ne dite? Facciamo squadra con il resto del centrodestra prima che saltino fuori i candidati per le elezioni regionali, 0292947222 se volete dirlo in diretta, oppure WhatsApp sì 340 6709 659. Chiaramente potete anche argomentare, assolutamente. Te le stampo e te le porto a Pontida. Questo gli fai complimenti, vuole davvero stampare le banconote con il cetriolo e portarcele a Pontida. No, ma va bene, assolutamente. E allora, visto che mi state titillando chiaramente, vi faccio vedere l'ultimo gadget inventato da Marco Grimoldi, che sapete è il delegato gadget di Radio Libertà. Signori, una pentola bruciacchiata, la cosa più brutta che si poteva mai trovare, l'ha trovata Marco Grimoldi ed è convinto di riuscirla a vendere. Come farà? Perché ci metterà le firme di tutti noi di Radio Libertà, anche lì come me bisogna usare il pennarellone bianco, no? Pennarellone, ma soprattutto ci sarà anche il mestolo, perché la sacra polenta è quella che Sammy Varin cita molto spesso dicendo santa polenta, giustamente si fa con il mestolo. A Pontida porteremo anche la polenta e insomma speriamo che piova, che faccia freddo, perché la polenta, se ci sono 40 gradi, stiamo scherzando, ma è solo un esempio di quanto siamo pazzi e di quanto vi aspettiamo allo stand di Radio Libertà il 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida in provincia di Bergamo. Quel giorno arriveranno da tutta Italia per sentire la nuova moda dell'autunno-inverno della politica, che cosa andrà di moda quest'autunno e quest'inverno all'interno del centrodestra. Signori, metteremo sul tavolo quelle che saranno le argomentazioni, magari ci saranno anche le dimissioni della Giunta Sala a Milano, chi lo sa. Certo, quando venite, se non potete venire, noi faremo la diretta su Radio Libertà, ma se non riuscite a venire proprio davvero, mandate un emissario, perché al gazebo di Radio Libertà distribuiremo dei gadget carinissimi
Tutto certo per sostenere economicamente la nostra radio. Con un contributo volontario di pochi euro, ragazzi, vi porterete a casa ricordini che durano una vita. Vi ho fatto vedere il pentolone che servirà chiaramente per attirare l'attenzione sulle tradizioni, sulla sacra polenta. Quante volte l'abbiamo fatto in volantino? Sì alla polenta, no al couscous. Poi alla fine ha vinto il couscous. Ma guarda gli ombrellini. Cioè, guardate gli ombrellini di Radio Libertà. Non succede quasi mai, ma quando a Pontida piove, signori, c'è da fare i fanghi, i famosi fanghi curativi di Pontida. C'è gente che li mette dentro nelle boccette e se li porta a casa, ragazzi. Distribuiremo gli ombrellini. Se dovesse piovere il 21 di settembre sul sacro prato di Pontida, ombrellini griffati Radio Libertà. Veramente una bella idea. L'orologio con le firme di tutti noi partecipanti a questa bellissima avventura radiofonica, quella di Radio Libertà. Anche qui tiratura limitata, ce ne sono solo 2, ma sono orologioni grossi e soprattutto hanno la firma di tutti noi di Radio Libertà. I primi che arrivano se li portano a casa. L'orologio presso fuso, la bottiglia diventata orologio con lo stemma di Radio Libertà. Di queste ne abbiamo forse una ventina di esemplari. Anche qua, ragazzi, i primi che arrivano, o se me li prenotate io ve li posso tenere per qualche ora. Chiaro che se ora delle 4 del pomeriggio non arrivate, io lo devo dar via con un'offerta volontaria. Quello che chiaramente ci dà una mano a sopravvivere qui a Radio Libertà, vi portate a casa un bellissimo orologio per la vostra taverna. Sto per andare avanti, ma prima sento le vostre telefonate. Pronto? D'accordo? Ti faccio Vanna Marchi. Ciao, sono Marco da Marco. Facevo proprio così, esatto. Ciao. Ma davvero sei convinto che Sala si dimetta? Guarda che loro sono superiori. Loro si sentono superiori, quindi resistono a tutto e a tutti. Al di là di questo, volevo riallacciarmi a un paio di fatti di cronaca che sono avvenuti in questi giorni. Il primo è di quella signora algerina di 31 anni che è stata aggredita. È stato fatto un servizio anche ieri sul TG4 delle 19. Ed è la seconda volta in un mese che quella povera donna viene aggredita per il suo modo di vivere che non viene accettato dalla comunità musulmana. E poi, sempre rimanendo in Emilia-Romagna, c'è il fenomeno che tu hai parlato, di quale hai parlato, e anche questo è apparso sul TG4 delle 19, dei Maranza che vanno a sfasciare il litorale nelle spiagge. Maranza che sono sempre più aggressivi, sono sempre più pericolosi in tutte le nostre città. Ma questo perché succede? Perché sostanzialmente rimangono impuniti. Questi ragazzi ma anche gli adulti stranieri, che siano di prima, di seconda generazione, sanno che in Italia nessuno paga. Adesso, se parliamoci chiaro, io e te siamo leghisti da almeno 30 anni, 35, eccetera. Io dai primi anni 90, tu da prima di me. Ma dimmi che differenza c'è tra un governo di centrosinistra sulla sicurezza e un governo di centrodestra. Tu mi potrai dire: ma noi abbiamo appena approvato il decreto sicurezza. Sì, peccato che però questo decreto sicurezza, in forza di una magistratura che comunque ha le mani libere, perché la magistratura ha le mani libere dalla politica, alla fine se un magistrato vuole può rendere assolutamente inutile il decreto sicurezza, perché trova sempre una giustificante a quello che è il reato commesso dal malvivente, perché è sempre colpa sostanzialmente della società. Allora, o si trova il modo di fermare questi magistrati che invece di amministrare la legge in maniera equa lo fanno dal punto di vista ideologico-politico, oppure non ce ne andiamo fuori. E questo è il male di questo paese. Tutti sanno che nessuno può in sostanza fare niente. Io almeno la penso così, ok Sammy? Ti saluto, grazie. Grazie. Allora chiudiamo con il pensiero che la magistratura non ha le mani libere dalla politica.
specifichiamo certa magistratura, ma chissà come mai certe inchieste, certe notizie, certi fatti, certi reati poi vanno in mano a quelli là. C'è ancora una chiamata 0292947222. Intanto che vi ascolto stiamo mostrando le mutandine di Radio Libertà, già richiestissime da uomo e da donna, con scritto in grande Libertà. Ce ne sono pochissimi esemplari anche qui. I primi che arriveranno il 21 di settembre sul Sacro Pratone di Pontida all'evento nazionale della Lega porteranno a casa alla propria moglie un ricordino niente male. Pronto? Buongiorno Sammy, io volevo fare un appunto, un suggerimento. Durante la festa di Pontida io vorrei suggerire a tutto il popolo che verrà a sentire i comizi di fare un 5-10 minuti di raccoglimento e preghiera per ricordare tutti i poveri bambini, neonati, mamme, ma soprattutto bambini che ogni giorno a Gaza vengono massacrati, vengono uccisi con dei riti che secondo tanti, e io suggerisco di leggere il libro di Ariel Toaf, che è un ebreo, Pasque di sangue si chiama questo libro, ed è molto esplicativo per quello che il governo sionista di Israele sta facendo, sacrifici umani, sacrifici come viene riportato in questo libro nei riguardi dei bambini innocenti della striscia di Gaza. Non sono bambini chiari, bambini bianchi, sono un po' scuretti, quindi una preghiera doppia, perché vengono ricordati troppo poco. Quindi io propongo di fare questa preghiera per ricordare questi bambini che vengono uccisi per niente, mentre sono in fila per prendere l'acqua, mentre sono in fila per prendere il pane. Questi sacrifici umani, la storia è molto lunga, non riesco a spiegarla tutta, sacrificati dal governo sionista di Israele, che dice di essere il popolo eletto. Ok? Ti ringrazio Grazie. per questo appello, e qui si ferma anche la nostra rassegna stampa, tra poco l'editoriale di Sallusti, poi Giulio Cainarca, ma alle 11 torniamo insieme con Oggi è giovedì, mezz'ora di Potere al Popolo e poi il collegamento con Lega Liguria. Avete ascoltato la rassegna stampa.